Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica. Oggi tempo proprio pessimo, come avevamo previsto ragazzi, anche qui a Salerno le condizioni atmosferiche sono davvero critiche. Stanotte tanta pioggia, poi forte raffiche di vento anche sul lungomare di Salerno ragazzi. E mio padre che lui scende quindi di mattina alle 5 ha detto che il mare saliva sul litorale di Salerno, cioè sulla lungomare, quindi verso le 5, 5 e mezza mio padre va lì che va a prendere diciamo i sacchetti sulla lungomare, diciamo che dice che il mare era proprio agitatissimo, quindi la risacca saliva sul litorale, ma a parte questo ragazzi su tutta l'Italia ci stanno allerte meteo, quindi ci sono condizioni atmosferiche diciamo avverse quasi, non dico in tutta Italia ragazzi, ma poco ci manca. Quindi Lombardia, Emilia Occidentale, Liguria, Toscana, poi ci sta la Campania, ragazzi, su Toscana, Lazio e Campania, quindi nel pomeriggio peggiorerà qui la situazione come nubifragi a Roma e Napoli, quindi poi al sud sulla Sicilia e sulle aree tirreniche calabresi. Diciamo sarà una giornata davvero storica, diciamo più o meno. Quindi la protezione civile ha valutato la giornata di oggi 3 novembre allerta arancione sulla Campania, quindi qui dove stiamo noi, su gran parte del Lazio e sui settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna, quindi e poi allerta gialla ragazzi su Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise e Veneto, settori della Calabria, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e sui restanti territori di Lazio, Basilicata, Liguria e Sardegna. Ragazzi, davvero, penso che avrò detto tutta l'Italia, non lo so, ma penso quasi di sì. Quindi diciamo ci sta l'allerta arancione e l'allerta. Ah, eccolo qua, me lo dice pure quindi il mio meteo. Ecco qua, in 17 regioni ci sta l'allerta gialla. Invece l'allerta arancione in 7 regioni, quindi in totale 24 regioni, quindi lo dice chiaramente. Quindi massima attenzione come dico sempre io ragazzi, quindi aprite sempre gli occhi, non si sa mai, evitate di andare al mare come mi ha detto mio padre stamattina che è sceso prestissimo alle 5, dice che alle 5 e mezza ci stava una forte mareggiata diciamo sul litorale di Salerno, così come penso a Salerno, penso su tutte le coste diciamo che si affacciano sul mare, quindi massima attenzione. Quindi in effetti davvero dappertutto, quindi in effetti davvero abbiamo detto va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi ragazzi tutta l'Italia ecco, è maltempo, quindi ciao Anna Maria, ciao, quindi in effetti non si salva nessuno ragazzi, quindi tutta l'Italia ragazzi è sì, sì, in effetti Liguria, sì, sì, l'intera Italia in effetti, quindi tutta l'Italia sta sotto questa, diciamo, temporale, quindi diciamo che Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d'Aosta, Trentino, Friuli Venezia Giulia, sì, tutte qua. Cambia solo l'allerta, ragazzi, quindi in effetti allerta arancione e allerta gialla, quindi cambia solo l'allerta, ma tutta l'Italia è compresa, quindi come abbiamo visto non si salva nessuna, diciamo, parte dell'Italia, quindi dove sarà di più, dove sarà di meno, ma comunque sarà su tutta l'Italia, quindi è una questione solo di dove sarà più forte e dove non sarà meno forte, quindi qualche parte potrà essere solo nuvoloso, però sarà una giornata tipicamente, come ho detto già in questi ultimi giorni, autunnale, quindi pure qua adesso ha finito di piovere, però è uscito un forte vento, quindi sta alternando pioggia e vento di brutto, quindi come ho detto alle 5 e mezza stamattina quando mio padre è andato a lavorare e lui lavora proprio nella zona sul lungomare, dice che il mare saliva sulle, diciamo, sul litorale proprio, quindi sulla lungomare proprio dove si siedono le persone, quindi immaginate com'era forte il mare. Supponiamo che ci stanno davanti una barriera di scogli prima di arrivare, diciamo, da noi, quindi nonostante c'è questa barriera,
il mare comunque saliva sopra, quindi hanno messo quelle barriere per fare in modo che quando è maltempo arrivi più poco sulla lungomare, ma nonostante ci sia quella barriera di scogli molto grandi, non li superava, quindi saliva quegli scogli e arrivava sull'altra parte, quindi arrivava sul litorale, quindi non servono a niente, al finale quando è agitato, quindi non credo che le navi adesso per Capri, Ischia oppure partono perché stanno tutte ferme ai moli, quindi non penso proprio, quindi secondo me su tutta la costa del Mar Tirreno e sarà così. Quindi ragazzi vi auguro buona domenica a tutti, quindi massima attenzione ragazzi e come sempre dico io aprite gli occhi, evitate se potete di uscire se vedete che il maltempo è esagerato, come in questa foto che ho postato che quest'uomo addirittura ci cammina in acqua. Se calcolate che un'auto in quest'acqua ragazzi se sale un po' di più e c'è un po' di corrente la macchina ragazzi come sempre se state in questo casino così come dico io uscite dalla macchina e lasciate la macchina dove sta perché la corrente vi porta ragazzi mi è capitato a me quindi in passato tanti anni fa che aveva l'acqua così che entrava diciamo dallo sportello dell'auto e sono sceso tutti e tre siamo scesi io mia mamma e la mia ex e siamo usciti fuori dall'auto siamo saliti su una ripida le scale la macchina se l'ha portata ragazzi quindi ho rotto l'auto però perlomeno ci siamo salvati noi quindi evitate perché l'auto avevo messo il freno a mano avevo messo la prima inserita dentro ma non c'è stato nulla da fare siamo scesi dall'auto se l'ha portata ragazzi galleggiava proprio quindi è inutile mettere il freno a mano chiudere i finestrini perché l'acqua entra ragazzi io avevo tutto chiuso l'acqua entrava quindi ho detto dobbiamo scendere subito l'auto purtroppo poi è andata a sbattere dentro un albero. Fortunatamente il danno non è stato molto, diciamo, pesante, però ci potevamo far male noi, quindi poteva andare pure peggio, quindi però meglio scendere, lasciare l'auto lì e uscire fuori. Vabbè ragazzi, buona domenica a tutti, ci sentiamo dopo sul canale per altre notizie. Ciao a tutti.